Buonasera amici del Venerdì Sportivo, Effetto Serra, il talk show sul social, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Un saluto a Fabrizio, l'amico Fabrizio in cabina di regia, e un grazie soprattutto agli sponsor che ci danno la possibilità di andare in diretta e alla condivisione di blog Cagliari Calcio 1920. Alla mia destra quest'oggi il giornalista Sergio Cadeddu. Ciao Sergio, buonasera, ben ritrovato. Ciao Gianluca, un saluto a tutti e uno in particolare a Fabrizio. Ho sentito che la voce sta tornando, quindi forza Fabrizio, Piano siamo piano, quasi. sì, ci siamo quasi. Allora, Sergio, incominciamo. Domani Cagliari-Parma, un vero e proprio spareggio per la salvezza. Possiamo dire già da adesso che è l'ultima chance per il Cagliari, secondo te, per agganciare e fare risultato e provare a salvarsi? Diciamo che se di solito si parla di ultima spiaggia, stavolta siamo già sul molo. L'ultima spiaggia quasi quasi è passata, poi è arrivata l'ultimissima, la super ultima. Ora veramente il dentro fuori quasi, perché il Cagliari non si può più permettere di sbagliare niente. Il Cagliari che con l'arrivo di Semplici era tornato in vita con quelle 3 partite con risultati utili consecutivi all'arrivo del nuovo allenatore, poi si è spento di nuovo e c'è da sperare che ci sia una vera e propria inversione di tendenza, perché allargando un po' il tiro e guardando gli ultimi 2 campionati, il Cagliari è passato dall'euforia per quella sbronza di aria di alta classifica fino a Contro la dicembre Lazio. 2019, poi da quella maledetta partita con la Lazio è finito tutto, ma se andiamo a fare i conti sono 16 mesi, cioè quasi un anno e mezzo che il Cagliari gira veramente a scartamento ridotto. Sergio, secondo te anche questo periodo di pandemia, giocatori che sono stati quindi colpiti dalla pandemia, la chiusura degli stadi, eccetera, eccetera, quindi la non presenza di pubblico, può essere stato decisivo per il Cagliari e soprattutto anche per la società, visto i mancati incassi, eccetera, eccetera? Ma sai, questo secondo me ha livellato un po' tutto verso il basso, però ha colpito il Cagliari come ha colpito le altre squadre, quindi è un problema che è gravissimo per ciascuna, ovviamente, il problema economico, sociale, prima di tutto sanitario, perché non dimentichiamo mai che si parla della salute della gente, però in classifica diciamo che questo conta poco, perché va a colpire tutti. Una penalizzazione di tot punti a tutte e 20 le squadre della Serie A non cambia la classifica. Allora, ti faccio un'altra domanda a tal proposito. Parlando di persone, di giocatori colpiti dal virus, Cragno in quarantena, Vicario la settimana scorsa, esordito in Serie A contro l'Inter, come l'hai visto, sinceramente? E domani si potrebbe ripetere. Benissimo, Vicario è un portiere che per quanto sia giovane dà già sicurezza. La dava già quando era di proprietà del Cagliari, ma in prestito a farsi l'Eos altrove. Ha già fatto vedere questa sua capacità nelle gare di Coppa Italia di questa stagione, in cui ha fatto il titolare. Ora l'esordio lo ha passato veramente bene, ma c'erano pochi dubbi perché è un portiere di sicura prospettiva. Il Cagliari dal punto di vista portieri, diciamo che nel passato recente non ha mai avuto problemi. È un ruolo ben coperto, è stato ben coperto a differenza magari di qualche altro punto. Vedi i terzini, vedi soprattutto il regista quest'anno. Sono stati ruoli forse un po' trascurati, ecco, rispetto ad altri. Eccolo qua, stavo tornando dicendo appunto a buon Fabrizio di mettere questo commento dell'amico Alessio Sedda, che salutiamo, dice: buonasera da Firenze, ho avuto l'impressione che negli ultimi mesi la dirigenza sia slegata rispetto alla squadra. Ricordo prima dell'intervista di ieri solo un intervento del presidente dopo la Juventus, nel quale aveva minacciato di tenere tutti i giocatori anche di caso di retrocessione. Questo silenzio prolungato, ti giro a te questa domanda, Sergio, è indicativo ad una sorta di rassegnazione? No, non credo.
Non credo che la società, che il presidente possano essere rassegnati a una situazione che invece va affrontata e combattuta fino all'ultima giornata di campionato, fino a che la speranza lo consente e ancora lo consente. Al limite probabilmente la dirigenza ha preferito, dopo quell'uscita, quel tentativo di sprone, ha visto insomma che i risultati sul campo non sono stati così evidenti, ha preferito lavorare all'interno dello spogliatoio. Bisogna vedere, lo vedremo domani, se questo darà i suoi frutti poi sul campo. Poi Ieri, riguardo al sì, tenere tutti scusami, i giocatori anche più blasonati in Serie B, è il sarà un segreto po' di Pulcinella, difficile. ma lo sappiamo tutti che non è possibile. Ti stavo facendo una domanda. Ieri a Radiolina è intervenuto, in una trasmissione, è intervenuto il presidente Giulini. Non so se hai seguito Certo. l'intervista. Ha affermato praticamente che il percorso in cui sono arrivate non sono arrivate delle giuste soddisfazioni. Con il cambio allenatore hanno fatto delle buone gare, per cui ricadere nei difetti del passato, come stavi dicendo te. E addirittura ha anche affermato che se dovesse tornare indietro, a malincuore avrebbe esonerato Di Francesco alla partita col Torino. Sei d'accordo con queste affermazioni del Presidente? Beh, in cuor suo credo che se potesse tornare indietro tornerebbe ancora un po' più indietro e sceglierebbe un altro tipo di progetto per questa stagione, perché questa annata è partita con Di Francesco sventolato come il simbolo di una nouvelle vague, di un Cagliari finalmente portato a giocare all'Europea, a fare un calcio propositivo dopo tanti anni in cui gli allenatori, anche quelli che portavano i risultati a casa, venivano comunque considerati troppo difensivisti. Mi viene in mente il Rastelli del campionato di B e poi dell'11° posto in Serie A, ma anche il Maran di quel periodo di cui parlavamo prima, dei 13 risultati utili consecutivi del Cagliari che volava in classifica. Si sono sempre portati appresso dei limiti quegli allenatori, soprattutto come etichetta. Quest'anno si è provato a cambiare radicalmente con un allenatore di tipo diverso, con un allenatore in grado di lanciare i giovani, in grado di proporre un gioco, non vorrei dire zemaniano perché da queste latitudini non è un termine ben accolto, ma comunque con un gioco complesso, offensivo, propositivo, molto organizzato, che però purtroppo il Cagliari non è mai riuscito a fare. È finito anzi in un vortice in cui alle difficoltà che si presentavano in classifica si è provato a rispondere spingendo ossessivamente sulla ricerca di quel calcio per uscirne. Si è dimostrata la ricetta sbagliata, evidentemente lo ha detto il campo, effettivamente la società ci ha messo un po' per decidere, ma c'è anche da dire che sono considerazioni da bar. Una società poi tiene in considerazione tutto, anche il peso di un ingaggio come quello di Francesco, che è molto elevato, quindi magari dico a braccio può venire qualche remora prima di esonerarlo e mettere un altro allenatore al libro paga, salvo poi quando vedi che i buoi stanno scappando dalla stalla provare a chiudere il recinto. Speriamo che non fosse troppo tardi. Sono state fatte anche altre due domande al Presidente sul futuro ed è stato detto, lui ha risposto, il futuro è da programmare, non è da programmare adesso, non sapendo in quale categoria si andrà a finire. Si pensa a sabato, i calciatori importanti in Serie B ci saranno, non si può smobilitare per poi andare in Lega Pro. Non sono qui per pensare a scenari che non voglio immaginarmi. Poi gli hanno chiesto, Giulini addirittura potrebbe abbandonare e lui ha risposto, qualche riflessione la devo fare, soprattutto perché per l'anno del centenario mi aspettavo qualcosa di diverso. Questo non è successo, è giusto fare delle valutazioni su tutto, è giusto mettersi in gioco e capire perché il nostro progetto non ha portato i risultati sperati. Come la vedi queste dichiarazioni molto forti del Presidente, Beh, soprattutto le ultime, che si mette addirittura anche lui stesso in discussione? Beh, credo che la delusione sia evidente, se la sentono i tifosi, se la sente l'ambiente, immaginiamoci chi ha le redini in mano e deve cercare di risollevarla per tanti motivi, che sono senz'altro quello romantico e sportivo, ma anche quello di un'azienda che si trova un po' nell'acqua agitata. È chiaro che questa stagione, come accennavo prima, è partita sotto tutt'altra aspettativa. È rischioso, è duro, è spiazzante quando poi ti trovi a dover confrontarti
con una realtà di classifica che è completamente diversa, e questo si porta dietro anche tanti corollari poco simpatici. Ad esempio, partendo, cercando di alzare un po' l'asticella, magari si accresce il monte ingaggi, si diventa una delle prime 10 squadre della Serie A per monte ingaggi. Se poi ti ritrovi terzultimo, c'è qualcosa che evidentemente stona. Da questo punto di vista mi sembra più che naturale che non si possa pensare di programmare la prossima stagione, quando addirittura non sai neanche se vorrai provare ad alzare l'asticella o a salvarti, non sai neanche da quale categoria partirai, se dalla A o, speriamo di no, da un'altra categoria che non voglio neanche nominare. Però è evidente che la delusione ci sia. Non so poi quanto sia verosimile un possibile passaggio della società, perché questo ovviamente comporta tante altre componenti, comporta in primis che ci sia un acquirente che abbia la volontà, le disponibilità per rilevare la società, ma non credo che si sia così avanti nel discorso. Penso che sia più un malumore, un senso di delusione, speriamo non di rassegnazione, questo speriamo e non mi pare. Io ho visto poco fa le dichiarazioni, eccole qua, il buon Fabrizio ci mette le dichiarazioni di Semplice della conferenza stampa, che deve essere terminata qualche minuto fa, prima di andare in diretta, dice Semplice, le parole del Presidente sono giuste, sta a noi fare i fatti e uscire da questa situazione. Il campionato non è stato soddisfacente, però noi ci crediamo. Capisco voi giornalisti, ma secondo me non è l'ultima spiaggia, sicuramente è una partita che sarà determinante per il futuro. Se vinciamo non siamo salvi, ci sono ancora tanti punti in palio. Sergio, ti faccio questa domanda che ho fatto anche nelle precedenti 2 puntate. Ti chiedo, il Cagliari deve guardare più a se stesso, alla classifica, alla propria classifica, o deve incominciare anche a guardare al Torino che deve anche recuperare una partita contro la Lazio, o può anche guardare le altre 2 squadre, Fiorentina e Benevento, che stanno calando? In questo momento, per come la vedo io, il Cagliari deve fare, come diceva il buon Claudio Ranieri, deve fare il ciclista che tenta la scalata, e allora china la testa sul manubrio, guarda i raggi della sua ruota, si concentra su quello e tira avanti. Quando poi si spera, si trova qualcun altro accanto, magari gli dà un'occhiata, ma adesso guardare avanti sarebbe pericolosissimo, perché guardare avanti significa che se il Torino vince, come è successo recentemente, ti scappa davanti e ti dà una botta al morale. Se le altre, che posso dire, Spezia e Benevento, magari perdono, ecco, questo non può essere senz'altro un alibi per il Cagliari. Non può pensare, bene, vanno lenti anche gli altri, possiamo tirare il fiato. In questo momento non c'è da guardare a nient'altro che al Cagliari, e da questo punto di vista mi vengono in mente partite troppo importanti per essere sbagliate, per essere iniziate con l'approccio sbagliato. Spezia. Su tutte quella esatto, in casa dello Spezia. In casa dello Spezia abbiamo visto un bel Cagliari negli ultimi 15 minuti, quando ormai il risultato era quasi compromesso, comunque era da inseguire. Però nei primi 60-70 abbiamo visto un Cagliari trotterellante, un po' al passo. Non è questo che ci aspettavamo, non è questo che ci possiamo aspettare dalle prossime partite. Quella di domani non sarà magari un'ultima spiaggia se il Cagliari vince, perché non è salvo, ma in caso di un risultato negativo lo diventerebbe un'ultima spiaggia. Quindi è bene pensarla come una gara da dentro fuori e giocarla dall'inizio col coltello fra i denti. Tra l'altro poi ho letto da qualche parte che il Parma in emergenza ha ben 9 giocatori fuori. Sì, Quindi... però sai, queste, Gianluca, sono proprio le cose che secondo me il Cagliari, adesso noi ne parliamo perché analizziamo tutto il contorno, ma il Cagliari secondo me in questo momento dovrebbe chiudersi nello spogliatoio, come sta facendo in ritiro, e non guardare, non leggere niente, non guardare niente, non sapere se il Parma ha defiance o meno, pensare al miglior Parma possibile, a come batterlo, impegnarsi su quello. Se poi qualche sassolino dalla strada si toglie da solo, tanto meglio, il cammino sarà più agevole, ma bisogna essere, ripeto, preparati alla guerra, perché questa è una battaglia di una guerra che il Cagliari combatte per restare in Serie A.
C'è un commento dell'amico Alessio Mereu che scrive da Firenze, non so se Fabrizio me lo può mettere in sovraimpressione, non riesco a leggerlo bene, dice sicuramente qui a Firenze, eccolo qua, grazie Fabri, il Cagliari, no, quello precedente, Fabri, quello sopra dove diceva della Fiorentina, sicuramente qua a Firenze ci guardano con molta attenzione, esatto, questo qua, grazie. I siti di Tifo Viola hanno definito la nostra sconfitta di Milano l'unica nota positiva di giornata. Tu poi Alessio Mereu, il Cagliari deve pensare a se stesso, come dicevi te, Sergio, fare i più punti possibili come fosse partite della vita. Se si pensa agli altri si rischia di giocare con la testa altrove, come è già successo, abbiamo commentato, sia contro l'Hellas Verona, ahimè anche a Spezia. Poi Fabrizio stupisce anche la gestione schizofrenica a livello di organico, basti pensare a Carboni, ora in pianta stabile, Eva Lukiewicz che è da oggetto del desiderio di tutta Europa ed assente eccellente, idem con Pavoletti e Simeone. Prendo spunto da questo, questa informazione che ci ha dato Fabrizio. A tal proposito, in settimana appunto Carboni ha rinnovato fino al 2025. Ti chiedo come l'hai visto in campo la settimana scorsa contro l'Inter. Senz'altro uno dei più positivi, per qualità, per caratteristiche personali, per la freschezza di una giovane età che consente magari di giocare con quel pizzico di folle tranquillità che invece l'età ti toglie. E devo dire che probabilmente la freschezza dimostrata da chi ha giocato meno finora, da chi probabilmente si è fatto meno coinvolgere dalla spirale negativa di questo Cagliari, perché poi non era in campo, si è allenato e ora può dire la sua, forse spiega anche un po' la schizofrenia, così l'ha definita Fabrizio nell'utilizzo della rosa, perché quando un giocatore come Carboni, che non gioca da tanto tempo, lo metti dentro e ti dà la conferma, la prova, la sorpresa, se vogliamo, di avere la mente più libera degli altri, di chi magari sta provando a risalire e non ce la fa. Invece entra un ragazzo con la testa un po' più sgombra e riesce a far girare le gambe meglio degli altri, allora può capitare che accada il ribaltone improvviso e si conquisti un posto. Sergio, sempre su quella affermazione che ha fatto ciao Maria Cristina, senza giustificazione si deve entrare in campo con il cuore rossoblu e sudare la maglia da riempire 10 sacchi strizzandolo. Perfettamente d'accordo come tifoso. Ritornando a quello che ha scritto Fabrizio in sovraimpressione prima, il caso Walukiewicz, lo possiamo definire così, ma cosa è successo al giovane polacco, nazionale polacco? Ma sai, i suoi errori li ha fatti. Stupisce un po' davvero la differenza di utilizzo del giocatore da parte della guida tecnica dei Cagliari in questa stagione. Prima titolarissimo e poi missing in action, non è più nei radar. È un giocatore, Walukiewicz, che ha caratteristiche, qualità, doti naturali e tattiche molto importanti, abbinate a una giovane età che però gli impone qualche errore ogni tanto, come è normale che sia. Credo che si debba ancora fare e che in un'annata, tra virgolette, normale, in un'annata tranquilla, avrebbe potuto giocare magari sotto l'ala di Godin, di Rugani, che poi è arrivato dopo, di giocatori esperti per limare appunto le imperfezioni della giovinezza e crescere più in fretta. Probabilmente questo percorso di crescita stagionale gli è stato negato dalle difficoltà del Cagliari. Il Cagliari non ha avuto il tempo e la possibilità di provare, di permettersi di subire gli errori di un ragazzo, piccoli, pochi che siano, che però in questa stagione il Cagliari paga ogni cosa, perché quando la testa non gira nel modo giusto, la sfortuna te la tiri tu, non arriva dal cielo. Sergio, l'ultima domanda prima di chiudere. C'è un web ascoltatore che scrive: dovrebbe giocare Joao con Simeone. Come la pensi di davanti? Che giocheranno assieme perché si gioca ormai in 16. Prima, quando ero ragazzo, i 16 erano tutti quelli che andavano in panchina. Adesso 11 più 5 cambi con i 11 più vari 5 slot. campi cambia questo sport, perché comunque sia tanti allenatori si sono abituati in fretta e stravolgono la squadra in corso d'opera, giocano 2 partite in una.
il Cagliari forse è stato un po' lento a assimilare questa novità, sia con Di Francesco che poi con Semplici. Però credo che la scelta di Semplici per domani sia quella di proseguire almeno dall'inizio con Pavoletti e Joao Pedro. Poi Simeone a gara in corso, se entrerà al posto di un attaccante o al posto di un centrocampista, questo lo dirà il risultato, deciderà la spinta di cui avrà bisogno l'allenatore. Poi fare la formazione oggi, lo dico anche perché tra poco mi toccherà farla per Sardegna 1, non so bene ancora chi mettere, è difficile perché i convocati arriveranno solo domani dopo la seduta di rifinitura, quindi ancora non sappiamo neanche di preciso chi c'è e chi non c'è. C'è quest'altro commento, bisogna anche essere onesti e dire che il Cagliari quest'anno non ha il sangue che serve per la lotta a salvezza. Le altre squadre di bassa classifica sotto questo punto di vista ci surclassano. Vedi appunto il Benevento e lo Spezia che sono salite dalla B alla A con un'ossatura e poi si sono rinforzate. Il buon Fabrizio ti mette in mezzo, tra virgolette, dice sinceramente con tutta la scaramanzia, ma Sergio crede davvero che i big restino anche in caso di malaugurata cadetteria? Assolutamente no, anche perché alcuni non possono restare, si tratta di giocatori o in prestito o con contratti che non sono pensabili per la Onerosi. Serie B. Sì, troppo onerosi, non sono ammissibili per la Serie B. Sempre con tutta la scaramanzia del caso, penso che qualche big particolare potrebbe, come è già successo, vestire la maglia del Cagliari anche in situazioni meno prestigiose di quelle a cui siamo abituati negli ultimi anni. Mi viene in mente su tutti Joao Pedro, che pur essendosi ormai consacrato uno dei migliori brasiliani d'Europa, uno straniero che entra nella storia del Cagliari per numeri, per gol, per come si è consacrato, credo che ci stia entrando anche per attaccamento alla maglia e lui potrebbe essere un big papabile anche per un anno disgraziato da cui risalire in fretta. Sergio, la tua formazione e poi chiudiamo. Credo che sarà quella della gara contro l'Inter, gara dalla quale il Cagliari ha tratto qualche segnale positivo. A tanti è venuto da pensare, ma guarda un po', se il Cagliari avesse giocato con questa compattezza contro la Juventus, che è messa peggio dell'Inter in questo momento, probabilmente avrebbe portato a casa qualcosa. Credo che sia una formazione che consente una certa solidità, una certa compattezza anche fra i reparti. Certo è che serve più sangue, come diceva un commento che ho letto poco fa, e sono d'accordissimo, perché è necessario non soltanto difendersi, ma anche osare qualcosa di più, soprattutto domani. Qualcuno scrive, squadra da rifondare, qualsiasi destino ci riserverà, però c'è anche un'altra notizia che Giulini ha conferma di vendita dalla società. Io alzo le mani, non so se tu hai qualche rumors in particolare su questo. No, al momento la dirigenza è impegnata su questo campionato, poi le altre considerazioni eventualmente possono arrivare in seguito, ma al momento non ci sono trattative intavolate. L'amica Maria Cristina Podda, che saluto, dice: io continuo a dire che doveva restare Pisacane, uno che amava la maglia. Io non faccio testo perché già in altre occasioni auspicavo 11 Pisacane nel Cagliari, perché quella grinta è quella che è mancata. Poi certo, per carità, a livello di qualità tecniche si trovano giocatori che sanno fare più palleggi in fila rispetto a Pisacane, però stante il lato tecnico, a questo Cagliari in questa fase di campionato soprattutto è mancata forse intendeva, perdonami Sergio, cattiveria. l'amica Maria Cristina intendeva la grinta che ci mette Pisacane. Esatto. E quello dico, al Cagliari è mancata proprio quella cattiveria e i Pisacane, perché Pisacane io lo considero il portabandiera di un certo tipo di giocatore, sono quelli che poi ti spingono a fare meglio, anche spesso dalla panchina, semplicemente caricando i compagni in allenamento. Possono essere il secondo o terzo allenatore addirittura in panchina. Sì. Sergio, grazie per essere stato con noi in questa puntata del Venerdì Sportivo, di Effetto Serie, il talk show sui social. Ringraziamo anche tutti gli sponsor che hanno dato la possibilità di andare in diretta questo venerdì e ringraziamo anche per la condivisione blog Cagliari Calcio 1920. Un buon fine settimana a tutti e sempre Forza Cagliari. Ciao a tutti, grazie.